Situazione strade in questo momento, appena nevicato un po'. Buongiorno a tutti, mi trovo sul ponte del Lago Secco e molto probabilmente sta nevicando, guardando le nuvole. Sono le 8:30, tardissimo. Oggi sarà un'escursione corta e quindi parto. Ci vediamo per qualche panoramica più tardi. Mauro, gli amici del Carrega. Ed ecco qua la situazione, il ponte che porta al Lago Secco, quindi termiche o catene sempre a bordo per sicurezza. Inizia il panorama. Come potete vedere siamo sotto il rifugio Boschetto, si sta fortunatamente aprendo il cielo e la macchina conviene parcheggiarla a questa altezza o più sotto, onde evitare spiacevoli inconvenienti, altrimenti dotati di catene a vostro rischio e pericolo sempre. E siamo arrivati all'altezza del rifugio Boschetto. Si inizia con le scorciatoie, naturalmente richiedono un po' di impegno, mentre dietro di me si riparte dal rifugio Revolto con le ciaspole.
e siamo arrivati al buon Gesù, protettore di chi sale e di chi scende. Siamo arrivati al rifugio Pertica mentre Mattia sta lavorando. Buongiorno a tutti, 24 febbraio 2024, sono le 10:30 dal rifugio Pertica. Questa è la situazione neve, mentre sotto di noi sono al lavoro per liberare la strada. Vediamo Mattia al lavoro, un aiutante d'eccezione. E questo è lo spettacolo che oggi dal rifugio Pertica si vede. Dietro a noi la magica ferrata Biasin, e con questo auguro a tutti voi la buona giornata, il buon cammino, dandovi alcune informazioni. La macchina dovete parcheggiarla prima del boschetto, altrimenti salgono le catene. Un po' di buona fortuna, neve ce n'è. Guardate la Val di Ronchi, che spettacolo che ci offre oggi. Quindi buona giornata, buon cammino Mauro, gli amici del Carrega.
ecco che si riparte dopo aver conosciuto una marea di persone che non smetterò mai di ringraziare, che mi seguono. Questa è la Val di Ronchi e dietro di me si riparte dal rifugio Pertica. Inizia la discesa. Guardate la bellezza di oggi, l'immensità spettacolare. Oggi è uno spettacolo della natura, come dico sempre io. Il bello della montagna in invernale è il silenzio assoluto. È una magia unica, indescrivibile, che non ho parole per dire l'immensità e la bellezza di queste montagne. Bello, bello e bello ragazzi, bello. Ed ecco il buon Mattia che sta arrivando. E siamo tornati al buon Gesù. Prenderemo la strada normale, la carrozzabile, speriamo di incrociare il buon Romeo che sta pulendo le strade fino a Revolto. Oggi c'è un rumore fortissimo, si chiama silenzio. Mi dicono cos'è la montagna è questa: è spettacolo, è silenzio, è equilibrio con la natura, è magia. Arrivati a questo punto troviamo questo cartello, dopo il buon Gesù, questo sale, e ci sono 2 sentieri che si possono prendere. Arrivati lassù, dopo circa una buona oretta, possiamo andare a Passo Malera, oppure possiamo fare un altro sentiero attraversando le Grestine sopra per arrivare giù al rifugio Pertica. Molto molto bella da fare. E come da previsione sta iniziando a nevicare di nuovo. E siamo arrivati alla sbarra. Passata la sbarra troviamo questo cartello che indica in chiaro: divieto di sosta su tutta la piazzola, spazio riservato a manovre di mezzi di soccorso. D'estate purtroppo troviamo macchine parcheggiate e quindi i soccorsi diventano
molto lunghi, non riescono a fare manovra, quindi il rispetto di questa zona va, mi ripeto, rispettato. Lo troviamo prima della sbarra. A quanto pare il buon Romeo che abbiamo incrociato prima, come al solito, fa il suo buon lavoro e fino a questo punto la strada è pulita, quindi attenzione al meteo in questi giorni. Ed ecco qua il buon Romeo, il suo grande lavoro, e quindi togliamo le ciappole. Situazione oggi dopo il passaggio di Romeo. Scorciatoia, bisogna sempre prestare attenzione al ghiaccio dei giorni precedenti, quindi bastoncini da trekking e molta ma molta attenzione, non improvvisate mai. Arrivati a questo punto troviamo un sentiero, il numero 186, che porta al rifugio Boschetto. Abbiamo due alternative: una, la strada normale sulla destra, oppure a sinistra questo sentiero che entra nel bosco. Vi posso assicurare che è fantastico. Ed eccoci qua sbucati sotto il rifugio Boschetto. Come vedete da stamattina la strada è pulita. Ecco davanti a noi il rifugio Boschetto, altro sentierino che scende, mentre ci troviamo alla dogana Vecchia. Troviamo anche questo cartello che indica le buone maniere per un escursionista. Come vedete, non accendere fuochi, è vietato il transito in zone con la bicicletta, non abbandonare i rifiuti, rispettare gli animali e il suo silenzio, non smetterò mai di dire, non raccogliere fiori. E questa è fare attenzione agli animali tipo vipere, l'abbigliamento, il tempo, il meteo, l'itinerario e i numeri di soccorso. Come vedete qui facciamo le cose per bene. Nel frattempo proseguo la mia discesa. Tra un po' sono arrivato alla macchina e quindi tutte le informazioni della giornata.
buongiorno a tutti. Trekking terminato, pieno di emozioni come piacciono a me. È stato corto ma intenso. Ho parcheggiato la macchina sul sentiero che parte a Malga Terrazzo, da lì sono salito fino a Revolto. A Revolto ho messo le ciaspole, attenzione, c'è moltissima neve. Ora le strade sono pulite fino a Rifugio Revolto. Il buon Romeo ha fatto un lavoro eccezionale, lo devo dire, eccezionale. Fino a questo momento le strade sono pulite. Arrivato al Pertica, si è aperto il paradiso, seguiranno foto, video. Ringrazio chi si è fermato, chi mi ha stretto la mano, chi mi ha sorriso, chi ha scattato una foto assieme a me. Grazie ancora di seguirmi. Dopo il Rifugio Pertica la traccia non è ancora esistente, sono salite delle persone, quindi a fatica si va, però merito, il Carrega è sempre una magia, è una palestra di vita, e quindi poi sono sceso. Grazie a tutto il staff del Rifugio Pertica, sempre impeccabile, al buon Romeo, a tutti quanti, grazie a voi. Domani forse si riparte, anzi no, togliamo il forse, e quindi buona giornata, buon divertimento, buon cammino a tutti. Mauro, gli amici del Carrega.